Euroregione News. Friuli e Canada, dialogo in marilenghe. Si respira una forte volontà di rafforzare i legami già esistenti tra Canada e Friuli. Questo quanto emerso durante la conferenza stampa sul congresso Fogolars 2014 in Friuli. L'evento, che coincide col 40° anniversario della federazione, è iniziato ieri e si svolgerà fino al 27 luglio in diversi luoghi del Friuli. Il presidente della federazione dei Fogolars e Famès Furlanis del Canada, Ivano Carniello, ha sottolineato l'espansione ancora in atto dei Fogolars e Famès Furlanis nel paese nordamericano. Stiamo per raggiungere, spiega Carniello, il 17° Fogolare. Siamo orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare in questi anni. Il primo piccolo sodalizio nacque a Toronto nel 1932. Quest'anno la federazione ha deciso di celebrare il 40° anno della fondazione del primo Fogolar e i 20 anni di attività proprio nella terra delle nostre radici. È dal 1980 che il Friuli non accoglie un convegno e per l'occasione abbiamo portato dal Canada un acero canadese che sarà piantato nel parco di Villa Manin come simbolo dello stretto legame in continua crescita tra Canada e Friuli. Nuove generazioni di friulani canadesi sono arrivati nella terra dei loro padri, nonni e avi, ragazzi che rappresentano il futuro anche del Friuli in Canada. Scuvierzi, Lisnestris Lidris è il leitmotiv del convegno 2014, che porterà oltre 100 canadesi di origine friulana a contatto con la cultura, la storia e le tradizioni della regione, con riflessioni rivolte al passato e al futuro. Avete ascoltato Euroregione News.